sposata dalle Marie, cioè dalla Maria vincitrice. Appena imparato a camminare, direi, e già sfilano sul palco. E la nonna che ha fatto i vestiti, dov'è la nonna? Brava la nonna! Che comunque facciamo in carnevale dedicato ai bambini, comunque la nonna si vuole tornare lunedì e tutto per voi e bimbi. Bene, allora possiamo partire ufficialmente con il concorso e partire Da questa parte abbiamo il numero 1, un omaggio al tema del carnevale di quest'anno che è creato. Guardate che belli, il tema creato è stato interpretato così da questi nostri concorrenti come uno spirito della natura in qualche modo che si materializza tra cappelli. Speriamo che non si chiuda proprio adesso, che chissà. Il mio mestiere è impiraressa. Con questo rifiutarvi alle loro responsabilità, con questo bellissimo trend, grande in bocca al lupo, bocca al lupo. Hai anche della roba di velluto da fargli. Il lupino. Allora, da questa parte abbiamo due maschere che sono dalle Marche, ma sono partite prima di Natale perché vanno pian pianino dalle Marche, casa dolce casa. Home sweet home center. È la loro casa. Like 5 centimeters per Ce l'hanno sempre 5 centimeters. venduti. Oh Ma my è vero, sono andati via prima di Natale. Cioè, beautiful. Da sé, quindi bisogna calarsi nella cosa più distante. Immaginatevi nel piccolo di Yeah, exactly. Yeah. anche ciò che vi siete inventati. See, yes, yes. Wow. We can take. Allora, siamo nella bottega di tessutai, abbiamo diversi produttori tessili veneziani, abbiamo Rubelli, Fortuni e Bevilacqua, tre importantissimi nomi dell'arte veneziana. In particolare questo bellissimo pezzo è fatto da Rubelli. Questo è composto da seta, cotone, lino e del filo di lurex metallico. I telai usati per fare questi tessuti sono molto antichi, risalgono all'incirca nel periodo del 600. La tradizione vuole che questi telai siano usati da persone molto specializzate. Manualmente la produzione è molto lenta perché ci vuole molto lavoro manuale, vengono prodotti pochi centimetri al giorno ed è qui che viene la qualità del prodotto, proprio da queste persone molto specializzate. In particolare Rubelli, la tradizione che ha, questo ne è un esempio, ha un archivio storico e una tradizione talmente rilevante che cerca bene o male di mantenere questa tradizione e di inserire sempre qualche elemento nuovo nel corso delle nuove collezioni. Sentiamo un po' cosa gira. Prima scatta le feste di Natale. In Francia con la regina bianca e la sua cappellaia.